Da sempre ci siamo spesi proprio per il salario minimo, per ridare dignità ai nostri lavoratori. L'abbiamo fatto con numerosi interventi sia nella passata legislatura sia all'inizio di questa legislatura, dove siamo intervenuti con numerosi emendamenti che questa Giunta ha ritenuto di bocciarci. L'abbiamo fatto sia nel disegno di legge 6, sia nel 23, nel 31, nel 32. L'abbiamo fatto anche con una mozione presentata sempre nel 2023, che non è ancora stata discussa per le dinamiche dell'Aula. L'abbiamo fatto con una legge che abbiamo depositato a dicembre proprio perché venga istituito il salario minimo negli appalti pubblici. E questo perché per noi è una prerogativa importante. La Regione è vero che non può intervenire nella contrattazione privata, però può farlo quantomeno in quella pubblica, negli appalti pubblici, perché, e lo cito esplicitamente, il codice degli appalti ci dice che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nella stazione appaltante o dall'ente concedente. Quindi altre regioni sono intervenute, il collega Moretti ha citato la Puglia, ma io aggiungerei anche la Campania, cui presidente Fico l'ha introdotto proprio all'inizio del suo mandato, e quindi riteniamo che debba essere un passo importante che questa regione deve compiere, perché ci sono dipendenti che lavorano e che guadagnano degli stipendi molto bassi, e questo è inaccettabile in un sistema dove appunto ci sono lavoratori che sono poveri pur lavorando.